Buonasera a tutti ragazzi, continua lo sciame sismico all'Aquila, quindi ho controllato sull'INGV ragazzi, quindi non è che la situazione sia molto migliorata. In effetti è rimasta stabile come anzi come la notte scorsa, quindi in effetti ci stanno scosse tra Pesco Solido e Balsorano. Balsorano è diciamo proprio l'epicentro dove è avvenuto il terremoto proprio, quindi quello là di ieri proprio, quello là di 4,4, quindi 4,4. Quindi poi nella nottata, abbiamo già detto stamattina, ci sono state oltre 70 scosse, cosa che poi ha confermato l'INGV, quindi non lo dico io, ma dopo l'ha detto pure l'INGV. Quindi stasera avevo promesso di fare un aggiornamento. In effetti, ragazzi, ci sono ancora tante scosse, quindi non è, diciamo, migliorata di tanto la cosa. Quindi adesso si sta spostando fra Pesco Solido, Frosinone e Balsorano, quindi più o meno stiamo lì, ragazzi. Quindi allora vi posso dire l'ultima alle 16:34, Pesco Solido, Frosinone. Poi ci sta Balsorano 1.3 alle 16:11. Balsorano 16:06, sempre Balsorano. Bassorano 1604 1,7, quindi come potete vedere ce ne stanno ancora un sacco ragazzi, sempre di magnitudo inferiore a diciamo alla 2, quindi voglio guardare per spizio un attimo solo del magnitudo che mi dà 2. Sì, in effetti oggi alle 11:43 ragazzi c'è stato una magnitudo di 2,6, quindi in effetti a 3 km sud-est da Balsorano. Quindi vediamo la profondità. La profondità ragazzi è sempre la stessa, 13 km, quindi in effetti non cambia quasi nulla, 13, 15, 14 e questa è la profondità, oramai sembra proprio una cosa fissa, quindi è così ragazzi. Poi a parte queste scosse qui, ci sono state due scosse molto forti ragazzi, che ve lo dico qua, già che mi trovo, lo dico direttamente qui senza fare un altro video. Alle 11:44 di stamattina nelle isole, diciamo, Feci, c'è stata una scossa di terremoto di 6,4. Fortunatamente, ragazzi, è stata molto profonda, quindi 590 km, quindi non si è sentita per nulla, quindi è già una cosa positiva. Poi c'è stata a Tonga un'altra scossa, stavolta di magnitudo 6, però stavolta da 18 km la profondità e qui secondo me l'hanno sentita la scossa, quindi diciamo che una sola scossa a Bassorano di 2,6 diciamo nella mattinata, poi c'è stata uno di 2,1 a Pesco Solido, poi magnitudo alle 0,32, ma questa già l'avevo detto, alle 0032 magnitudo 2, e poi c'è stata quella di ieri sera, stanotte sempre, alle 0019 magnitudo 3,5, quindi diciamo su queste qua. Quindi poi se andiamo a guardare quelle inferiori, allora vediamo proprio uno sciame sismico che è ancora tuttora attivo tra Pescosolido e Balsorano. Quindi ragazzi, per adesso ancora continua questo sciame sismico. Quindi terrò aggiornata la situazione, quindi sta continuando ancora, anche se con intensità diciamo di inferiore alla magnitudo 2, però la Terra comunque continua a tremare. Ragazzi, vi auguro buona serata e ci aggiorniamo man mano. Quindi buona serata a tutti, buon appetito a tutti. Tanto sono quasi le 8, credo che per la cena già sia quasi pronta. Ciao a tutti.